Buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento con A voi la linea. Andrea dipinge guidando con gli occhi la mano della sorella e dei nipoti e da oggi la sua mostra Parlare attraverso i colori è visitabile in Piazza Duomo nella sede della Banca di Cividale. Ha 52 anni, è tetraplegico dalla nascita, ma il suo è un esempio di come una persona, anche se in difficoltà, riesca a comunicare gioia e voglia di vivere. Uno straordinario esempio di come anche nelle difficoltà una persona possa comunicare gioia e voglia di vivere. È Andrea Negro, tetraplegico dalla nascita, sceglie i colori, la preparazione, la tecnica di esecuzione, perché non potendo comunicare verbalmente manifesta le sue emozioni e sentimenti attraverso i suoi quadri. Con la sua idea espressa attraverso lo sguardo, guida la mano della sorella Barbara e dei nipoti che ne completano le tele. Di solito lui guarda Telefiori e mi vede sempre sorridente, oggi sei riuscito a commuovermi, vero? Perché la tua storia è davvero molto bella e la raccontiamo, tu la racconti attraverso gli occhi, tua sorella attraverso le mani. Barbara, questa è una giornata molto emozionante per voi ma anche per tutti noi, perché grazie a un'idea alla fine nata spontaneamente da tua figlia. Poco, sì, veramente un'idea nata da poco e stanno nascendo tantissimi progetti, dal fare questi quadri con i quali Andrea ci vuole invitare a guardare, partendo dalla consapevolezza che ci sono delle difficoltà, che non è tutto bello, però Andrea ci dice va bene, ci sono le cose che non vanno, però ci sono anche, il mondo è anche pieno di bellezza, il mondo è pieno di cose belle che vanno condivise. Ad Andrea piace un detto, fa più rumore un albero che cade piuttosto che una foresta che cresce. Lui piano piano vuole seminare con questi quadri, con i segnalibro che vengono realizzati attraverso questi quadri, con i laboratori che verranno fatti nelle scuole elementari e anche attraverso il libro che verrà fatto con calma e nel tempo, ci siamo presi tutto il tempo. Io ho detto, come gli artisti non si danno premura, noi adesso ci diamo tutto il tempo per realizzare questo bellissimo libro che sarà rivolto agli adolescenti e vuole essere un libro fresco, un libro pieno di piccoli consigli. Andrea è una persona modesta, non vuole insegnare niente a nessuno, vuole dare qualche consiglio ai ragazzi in modo tale che ognuno di loro tiri fuori il bello che hanno dentro. A lui piace tantissimo una frase, sii la versione migliore di te stesso. Lui crede che in ogni ragazzo ci sia un dono prezioso. È sufficiente credere in loro, credere nei ragazzi, dargli qualche aiuto, qualche consiglio per superare le difficoltà affinché crescano le cose belle. Perché Andrea è innamorato della bellezza, delle cose belle e nonostante tutto, anche nei periodi, nei momenti più difficili, lui è sempre riuscito a guardare il lato positivo, ha sempre cercato la via per star bene e per riuscire a condividere le cose belle che lui ha. Faremo dei laboratori nelle scuole elementari che hanno un duplice obiettivo, sia di fare interagire dei bambini con dei ragazzi disabili. Ci sono bambini disabili anche a scuola. La normalità, non esiste un concetto di normalità a prescindere, ogni persona è diversa. È vero che più una disabilità è accentuata, come ad esempio nel suo caso che è in carrozzina, e più può sembrare strano a un bambino se non ha mai visto un ragazzo disabile in carrozzina, gli fa strano e rimane magari un po' senza parole. Se si abitua fin da piccoli, i bambini abituati fin da piccoli, in qualsiasi circostanza, per loro diventa normale interagire anche con una persona che non può parlare, perché i bambini sono veramente fantastici, hanno una creatività pazzesca. E infatti io insegnerò a loro un gioco che per loro sarà un gioco. Quando ero piccola io, ad esempio, tanti miei compagni di classe si divertivano a giocare con lui, a fargli delle domande. Lui dice di sì alzando gli occhi, dice di no abbassando gli occhi. Poi fa anche tutta una serie di espressioni, anche buffe, nel comunicare ed è questo che faremo con questi bambini.
Ci spostiamo adesso a Monfalcone e ci colleghiamo con Daniele Paroni per fare il punto sui lavori della piazza principale della cittadina, per la quale alla fine saranno investiti 5 milioni di euro, riportando l'area alla storica forma a biscotto. A te la linea, Daniele. Grazie della linea, sono con il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisinte. Sentite sullo sfondo i rumori delle macchine operatrici, si sta mettendo in maniera piuttosto massiccia mano a Piazza della Repubblica. Sì, completamente la rifacciamo, la stiamo rifacendo, un lavoro finanziato dalla Regione che ringrazio, necessario, una piazza che sta diventando veramente molto bella e tra l'altro con dei materiali importanti, il giallo della pietra d'Istria e tutto attorno un'altra pietra importante che darà valore al biscotto che ci porta a un aspetto identitario che i monfalconesi hanno ancora nel cuore. I lavori sono molto complessi perché già nel capitolato abbiamo chiesto di consentire a tutte le attività di poter lavorare. È per questo che il cantiere è un po' un cantiere a zona, come si dice nel calcio, dove faccio il lavoro, chiudo la parte di cantiere, lo riapro e lo metto a disposizione dei cittadini e delle attività. Ritengo che entro quest'anno la piazza sarà completata, adesso i lavori stanno andando veramente molto velocemente avanti e abbiamo anche sfruttato la possibilità di avere un'illuminazione notturna di grande pregio e valore, così che anche di notte e di sera sia possibile apprezzare la forma del biscotto. Alla fine della piazza stiamo già lavorando perché ci sarà la realizzazione di una fontana con dei giochi d'acqua molto importanti che conclude la parte, diciamo, anche urbanistica della piazza, ma anche lì ricordando che sotto ci passa la Roggia. Un significato importante proprio di questi lavori, che continueranno anche in Piazza Unità con un parco di grande valore anche ambientale, è proprio quello di dare un valore storico, identitario, oltre che di pregio urbanistico, a un centro di una città che veramente può giocarsela poi a livello regionale come una città che finalmente ha riscoperto le proprie radici. Grazie sindaco Anna Maria Cisint, col supporto tecnico del nostro Paolo Bassi, restituisco la linea allo studio. Grazie Daniele, noi ci spostiamo adesso di nuovo in provincia di Udine. L'arte del corsivo diventa materia scolastica allo Scriptorium Foro Iuliense di San Daniele del Friuli, la prima sperimentazione in Italia. Circa 150 ragazzi frequentano il corso di 15 ore incentrato sul corsivo italiano. L'arte del corsivo diventa materia scolastica, ci troviamo a San Daniele allo Scriptorium con Roberto Giurano che è il direttore, proprio per far vedere come i giovani si avvicinano a questa arte e a questa materia nuova. Sì, buongiorno a tutti, non è un'arte ma è un mestiere. Questo nuovo approccio lo abbiamo portato prima qui a San Daniele, fra 15 giorni andremo anche in Canada presso l'Università di Toronto a fare sempre questi esercizi. Per la prima volta diventano una vera e propria materia di studio al punto di dare una valutazione ad ogni allievo che sarà una valutazione oggetto di voto su diverse componenti. Ecco, proprio stiamo facendo vedere in diretta come scrive questa ragazza in tempi come oggi, insomma, che naturalmente internet spadroneggia, la manualità ritorna. Sì, questi sono ragazzi che sono alla 10ª ora di lezione, quindi hanno imparato la cancelleresca, che è il corsivo italiano, e questi sono proprio i 500 anni del primo manuale che insegnava questo tipo di scrittura, stampato a Roma, e chi l'ha ideato era Ludovico il Vicentino, un manuale che noi abbiamo riproposto in 20 copie anastatiche, sarà presentato il 6 di ottobre qui presso la nostra sede. In quanti partecipano o comunque sono interessati a questo tipo di corso, di materia? Questa con il Manzini è una per loro disciplina all'inizio dell'anno e sono circa 120 ragazzi, sono diverse classi. Dall'anno prossimo lo proporremo a tutte le prime, quindi saranno centinaia di ragazzi. In quanti sono interessati a questo mestiere, noi abbiamo avuto 3.000 allievi da tutto il mondo in 10 anni. Quindi San Daniele dà un ottimo input a riguardo.
Sì, siamo punto di riferimento prima in Italia e poi con la nostra biblioteca della scrittura, che è unica in Europa, siamo punto di riferimento, si può dire, per questo mondo della scrittura da tutta Europa, almeno da tutta Europa. Questa ragazza è molto brava, bisogna avere un'ottima manualità anche. Sì, manualità e soprattutto tecnica, perché il maestro Ivano gli ha insegnato la tecnica, il modo di muovere, di fare le movenze col pennino e soprattutto anche come tenere il foglio, e si lavora tanto sulla postura, perché dopo la DAD i ragazzi hanno dimenticato come si sta seduti in un banco di scuola, perché si lavorava dal divano, da dove ci si trovava. Adesso stiamo recuperando quelle attività perse. Grazie. Ci separiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria e ci ritroviamo subito dopo. Bentrovati con la seconda parte di A voi la linea, che apriamo con un aggiornamento di cronaca appena giunto in redazione. Questa mattina, attorno alle 10, un uomo di 51 anni ha accusato un malore all'interno di un'azienda in comune di Varmo. Ha perso conoscenza ed è in pericolo di vita. Guidati dall'operatore della Sores, i colleghi hanno attivato tutte le operazioni di primo soccorso. Tramite la mappatura dei defibrillatori, la Sores ha indicato la presenza di un dispositivo in una vicina azienda, che è stato immediatamente recuperato. Nel frattempo sono arrivate sul posto un'autoambulanza e un'automedica. L'uomo è stato stabilizzato ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Torniamo ai nostri approfondimenti. A Martignacco il 25 settembre riapre l'antica chiesa di Santa Maria Maggiore dopo 96 anni, grazie a un prezioso restauro. Una festa per la comunità che per l'occasione vivrà una settimana con diversi appuntamenti. Per i dettagli ci colleghiamo con Alexis Sabot, che si trova in municipio. A te la linea, Alexis. Mi trovo a Martignacco, in municipio, proprio nell'ufficio del sindaco Gianluca Casali, assieme anche a Don Luca Caligaro. C'è una novità, una bella novità, la riapertura di una chiesa dopo 96 anni, sindaco. Sì, una straordinaria opportunità dal punto di vista storico, culturale e anche religioso. C'è stato un grande lavoro che la parrocchia di Martignacco ha fatto in questi ultimi anni, restaurando quello che è un pezzo di storia della nostra comunità. Oggi lo rende disponibile a tutti, sono all'interno tante opere d'arte e anche l'edificio è costruito con una fattezza tale da far capire e percepire a tutti la storia e l'importanza artistica di questa chiesa, e pertanto invitiamo tutti a venire a Martignacco nei prossimi giorni, dal 25 settembre al 2 ottobre, per queste importanti celebrazioni di riapertura della vecchia parrocchiale. Quanto è importante per la comunità, Don? Buongiorno a tutti. Per la comunità è un evento davvero importantissimo, perché riscoprire le proprie origini, la propria storia, laddove si è partiti, dove tutto è iniziato, entrare in questa chiesa che racconta la storia della nostra comunità. Se ci pensiamo, per secoli all'interno di questo edificio le persone si sono ritrovate, hanno sorriso, hanno gioito, hanno pianto, hanno affidato la propria vita, la vita dei propri cari all'intercessione della mano potente di Dio. Ecco, è davvero un momento straordinario. Infatti voi avete organizzato una settimana ricca dal punto di vista del programma. Abbiamo voluto proprio realizzare una settimana che possa entrare nella nostra storia. Il programma è vario, il programma prevede un inizio solenne con il coro e l'orchestra del Friuli Venezia Giulia, con questo grandissimo concerto d'apertura, per poi proseguire con una serata spirituale che anche questa trae origine proprio nella nostra Martignacco. Saremo allietati dai canti e dalle musiche di Don Oreste Rosso, che insieme a Monsignor Albino Perosa sono i due musicisti più importanti del nostro Friuli del Novecento. E questa serata sarà accompagnata dalla riflessione mariana, dalla preghiera del Santo Rosario e animata dai cori delle nostre 4 comunità. Poi avremo un altro concerto di un coro che è un'eccellenza del Friuli Venezia Giulia, il coro polifonico di Ruda, per poi proseguire con 2 serate culturali di rilievo. Una
che ci aiuterà a comprendere il significato e la bellezza dell'essere cristiani in questo nostro tempo, in questo tempo così ricco di opportunità, con molti interrogativi, laddove la presenza cristiana comunque crea aspettative e attese e interroga, e noi vogliamo proprio lasciarci interrogare da questo forte richiamo della presenza di Dio nel nostro tempo, per poi proseguire nella sera successiva con la presentazione dei lavori, gli scavi archeologici, il restauro della Madonnina del 1400, la presentazione anche degli affreschi della fine del 1200, quindi con momenti importanti, per poi proseguire nelle ultime due giornate, il sabato 1 di ottobre, con un momento particolare, cioè l'intitolazione del parco giochi della nostra scuola materna parrocchiale a San Giovanni Paolo II. Un fatto curioso è proprio che nel momento in cui questa chiesa era stata abbandonata, come prima accoglienza ha dato ospitalità ai bambini dell'allora scuola materna, quindi tutto ritorna nel nostro tempo. E allora vogliamo intitolare il parco giochi della scuola materna San Giovanni Paolo II, poi avremo una celebrazione con degli ordini cavallereschi che vivranno un momento particolare anche loro, e poi un pranzo di beneficenza, sabato 1 ottobre alle ore 13. Questo pranzo di beneficenza vede coinvolta la comunità nelle sue espressioni più belle, che sono tutti coloro che partecipano alla vita della comunità, ed è stato realizzato grazie alla generosità di tante ditte locali che hanno messo al servizio degli altri ciò che loro hanno, ciò che loro producono, e a loro va davvero il nostro grazie. Poi il momento culmine, atteso e preparato dalla settimana, cioè il 2 ottobre alle ore 16:30, la domenica, avremo Sua Eccellenza Monsignor Arcivescovo che benedirà la chiesa restaurata, l'altare, il tabernacolo, e riconsegnerà questo gioiello alla comunità, perché al suo interno ci si possa ritrovare in preghiera ed elevare a Dio le nostre lodi. Quindi una settimana intensa, ricca, bella, e invitiamo tutti coloro che vogliono a partecipare a questa gioia insieme a noi. Sindaco, una gioia per la comunità, ma per lo stesso primo cittadino, no? In tempi così difficili anche di crisi dal punto di vista energetico. Assolutamente, queste sono le parti più belle di una comunità. C'è da dire che accanto alla parrocchia ci sono anche tantissimi volontari, tante associazioni. C'è stata una risposta incredibile del mondo imprenditoriale che ha supportato anche questi ricchi eventi, e allora va il grazie insomma a tutta la comunità, a tutte le sue componenti, e rende orgogliosi anche di poter amministrare un territorio del genere che è sensibile, è pronto, è disponibile, e sono tutte qualità che insomma al giorno d'oggi fanno la differenza. Grazie al Sindaco Casali, grazie a Don Luca, buona settimana di festa per voi qui a Martignacco. Restituisco la linea allo studio. E domenica in programma a Flambro una marcia di sensibilizzazione per dire no alla violenza sulle donne. Il ricavato sarà devoluto alle orfane di Elisabetta Molaro, uccisa dal marito Paolo Castellani lo scorso mese di giugno. Ci sarà anche un testimonial d'eccezione, lo scienziato e ricercatore Mauro Ferrari. Domenica 25 settembre, Tutti per lei, una marcia di sensibilizzazione alla 6ª edizione, ma che quest'anno avrà anche un significato in più. Che cosa accadrà quel giorno? Domenica 25 settembre alle 8:30 ci sarà l'apertura delle iscrizioni di questa marcia Tutti per lei, per dire no tutti insieme alla violenza sulle donne. È itinerante, quest'anno sarà a Flambro di Talmassons, nel biotopo delle Risorgive, vicino proprio al Mulino Braida, che molti forse conoscono. Un sito regionale, un bellissimo posto insomma naturalistico con tante caratteristiche particolari. Il ricavato verrà devoluto alle orfane di Elisabetta Molaro, e il percorso sarà di 2 tipologie, uno di 4 km, l'altro di 10, e ci sarà una tappa a metà percorso gestita dalle associazioni del territorio, insomma tutte le associazioni della terra di Risorgive, perché in questo sito naturalistico ci sono 4 comuni che lavorano insieme, fanno diciamo una festa ogni anno a settembre, a fine settembre, ed è la festa delle Risorgive. Ci sarà anche poi l'associazione FAMES che tiene le fila di tutte queste associazioni. Il costo è di 12
€, comprende la tappa a metà percorso, come dicevo prima, la pasta finale per stare un po' insieme, confrontarci anche sulle tematiche. Spieghiamo che cos'è allora Ambito Donna, che proprio promuove, presenta questa iniziativa. Ambito Donna è un gruppo formato da 11 amministrazioni comunali, che sono tutte quelle del Medio Friuli, ovvero quelle dell'ambito distrettuale di Codroipo. Sono 11 e si occupano durante l'anno in maniera costante di temi legati alla donna, quali la prevenzione al tumore al seno, la cultura, la violenza contro le donne, l'antibullismo. Andiamo nelle scuole col sistema territoriale della salute, grazie anche all'ASP Moro, ai servizi sociali, per fare prevenzione appunto con i bambini sulla parità di genere. E allora Anna De Cano diceva appunto che capofila è FAMEIS e delle associazioni che partecipano, che ruolo avrete in questo, e diamo insomma anche qualche dettaglio in più a partire da questo testimonial speciale che condivide insomma con voi anche diversi obiettivi. Un testimonial speciale perché questa è una marcia speciale per le donne contro la violenza. FAMEIS è un'associazione di volontariato che si occupa di servizi di prossimità e sostiene in particolare la solidarietà. Sostenere le donne significa sostenere tutti i nuclei familiari a prescindere, quindi abbiamo accettato di buon grado di dare una mano proprio all'ambito. Noi ci occuperemo delle iscrizioni in particolare, invito tutti ad accedere al sito www.fameis.it per le iscrizioni, oppure di venire la mattina stessa alle 8:30 per le iscrizioni in diretta. L'ospite è Mauro Ferrari, un italiano, una grande persona, un ricercatore, ha studiato qui a Udine, allo Stellini, alle nostre radici, ha avuto ruoli importantissimi dal punto di vista proprio istituzionale e scientifico, è stato direttore del Methodist Hospital di Houston e anche presidente del Centro Europeo di Ricerca. Si dà al volontariato da sempre, dedica tutte le sue energie per la ricerca, in particolare per la ricerca contro i tumori e anche al femminile. Ecco perché è presente con la sua vita, con la sua persona e la sua testimonianza. Tutti noi possiamo fare solidarietà. E ci spostiamo adesso a Gorizia, dove è in corso nel parco del municipio la presentazione dell'edizione 2022 di Gusti di Frontiera. Ci aggiorna su tutto il nostro Daniele Paroni in collegamento. Ecco, a te la linea Daniele, ci siamo. Grazie della linea, siamo in collegamento da questo magico parco che si trova a 2 passi dal municipio di Gorizia, dove è stata presentata l'edizione 2022 di Gusti di Frontiera. Sono con l'assessore ai grandi eventi Arianna Bellan, un'edizione che presenta grandi numeri. Beh, assolutamente sì, un'edizione ritorna alla grande, ritorna nel ricordo del 2019 che è stata l'ultima versione ufficiale, quindi abbiamo lo stesso numero di partecipanti, siamo di 327, 340 stand perché poi cambiano a secondo di come si raggruppano, sono 40 paesi presenti, quindi abbiamo di nuovo tutto veramente il mondo in tavola a Gorizia. L'orario parte da giovedì alle 17:30, importante con l'inaugurazione, e durerà tutto fino alla domenica 2 ottobre. Ecco, Assessore, avete ricordato che ci sarà proprio un'area dedicata alle eccellenze di Gorizia proprio in piazza Sant'Antonio. Esatto, la novità, ormai avevamo aggiunto anche tutta la parte del mondo e quindi stati aggiuntivi per coprire il mondo non c'erano, ma abbiamo anche fatto un'analisi, abbiamo detto ci stiamo preparando a Gorizia, Nuova Gorizia 2025, dobbiamo riportare l'attenzione sulle nostre peculiarità enogastronomiche, la nostra cultura enogastronomica, e quindi nella piazza del Gusto, nello stand ufficiale del Comune di Gorizia, accanto a quello del Comune di Nuova Gorizia, saranno presenti le eccellenze del nostro territorio. La conferenza stampa è terminata proprio in questi momenti, è stato dato un numero importante, l'indotto, e poi restituiamo la linea allo studio, quanto fatturato si sviluppa grazie a Gusti di Frontiera? Beh, lo diceva l'assessore Bini regionale, che hanno calcolato con dei numeri che di solito il moltiplicatore di quanto è un investito è 8,5, noi sappiamo che Gusti adesso ha un preventivo di 500.000 euro e quindi l'indotto sarà di 4 milioni almeno, 4 milioni abbondanti, questo lo speriamo nel tempo.
Certo, incrociamo le dita e ricordiamo anche che c'è stato anche il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, perché una manifestazione che attira centinaia di migliaia di persone necessita appunto di avere tutti i canoni di sicurezza rispettati e garantiti, e lo ricordava l'assessore Bellan, sono stati messi a disposizione più di 100.000 euro proprio per tutta quella che è la sicurezza, anche con supporto da parte delle polizie locali, un po' dei comuni vicini e in particolare dal Comune di Trieste. Col supporto tecnico del nostro Gian Domenico Ricci restituisco la linea allo studio. Grazie Daniele, a voi la linea oggi termina qui, vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.